Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Lineelecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Mister, una partita difficile lo si sapeva, però un po' deludente per il primo tempo, più che altro. La ripresa ci sono stati segnali di risveglio. Una partita difficile, non deludente. Una partita difficile perché gli avversari sono bravi e ci mettono in difficoltà. E io invece mi sento di dire che i ragazzi sono stati bravi a non perderla questa partita, perché poi a volte succede questo, perché sembra che ci sia scritto da qualche parte che dobbiamo vincere tutte le partite. In realtà ci sono delle partite complicate come questa e 2 mesi fa col Trento l'abbiamo persa, era la stessa identica partita. Oggi mi sento di dire che la squadra ha dimostrato di essere più matura e nel secondo tempo poi loro non sono più esistiti e noi abbiamo cercato di fare qualcosa, ma al di là di questo oggi sicuramente è una brutta partita, non abbiamo giocato benissimo, gli avversari non ce l'hanno permesso, abbiamo rischiato soprattutto nel primo tempo e poi è venuto fuori uno 0-0, lo prendiamo. Io credo che abbiamo sempre detto che alla fine di questo step, cioè al 23 di dicembre avremmo tirato la linea e credo che mi sembra giusto sottolineare il fatto che questa squadra da quando sono arrivato io ha fatto 31 punti se non sbaglio. Secondo me c'è da dire bravi ai ragazzi per quello che hanno fatto e basta. Poi l'esame della partita di oggi sì, ci sta, era complicata, gli avversari sono più bravi di quanto non dica la classifica, no? Questo l'avevo già detto prima e quindi va bene, abbiamo fatto un punto, siamo a 35. Quando sono arrivato qua mi hanno detto che ci dovevamo salvare, ci mancano 7 punti, ma io non voglio salvarmi e basta, quindi voglio cercare di ambire a qualcosa di più importante a questo punto del campionato. Una cosa veloce su Rossi, non stava bene, aveva dei problemi. No. Per Zambataro era un po' di ricorda oggi. Sì, abbiamo fatto il cambio, infatti è andato Girelli sull'esterno, abbiamo preferito mettere un centrocampista, avevamo bisogno di un po' di dinamicità, sugli esterni eravamo abbastanza bloccati sia noi che loro, quindi ho cercato di sfruttare un po' più la freschezza di Lacti in mezzo al campo dove avevamo bisogno di un po' più di freschezza e infatti spostato Girelli non è cambiata la sostanza, era inutile mettere un giocatore là uno per uno senza avere senza guadagnarci niente. Abbiamo cercato di guadagnare qualcosa mettendo un giocatore fresco in mezzo al campo, tanto sapevamo che sugli esterni eravamo abbastanza bloccati. Matteo Bonacina? Sì, 34 punti, giro di boa ben sopra le aspettative, siamo al dunque. 35 ne abbiamo. Siamo al dunque comunque, e sai bene a cosa mi riferisco. Si apre il mercato fra... No, ma allora, a livello di mercato io sto parlando con la società tutti i giorni, più volte al giorno e questo perché è già da un mese che parliamo su cosa dobbiamo fare. Abbiamo contattato comunque la società, chi ha contattato alcuni giocatori che a noi che fanno a caso nostro. Io dico sempre, è inutile andare a prendere una punta perché deve far gol e cose del genere se poi non siamo in grado di dargli la palla per fare gol. Noi abbiamo bisogno di un attaccante al posto di Eusebio che ci dia dinamicità, fisicità, che ci permetta di continuare a fare il nostro gioco, altrimenti rischiamo che poi dopo magari prendiamo l'attaccante che fa 2 gol a partita ma ne prendiamo 3 e noi non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo prendere una punta che fa al caso nostro, ma questo lo sapete, che ci permetta anche di vincere 1-0 perché magari fa gol e che continui a darci le certezze che abbiamo su questo gioco. Al netto di questo mi sembra che gli attaccanti che abbiamo sfruttato in questo periodo in cui non abbiamo avuto Esepi
c'è da dirgli bravi, grazie per quello che stanno facendo e mi auguro che continuino a farlo, perché poi la punta che arriva si deve guadagnare il posto, viene in una squadra che è a ridosso delle prime e quindi c'è da dire sì, tu vieni qua, ma non è che vieni qua e giochi, non sta scritto da nessuna parte, te la giochi come tutti gli altri. Non prenderemo solo una punta, prenderemo altri giocatori che ci servono in alcuni ruoli, però ripeto, con la società stiamo parlando tutti i giorni e stiamo facendo mercato. Idee chiare anche in uscita? Poi c'è una lista da... Sì, assolutamente, sì, sappiamo che insomma ma anche io sono stato chiaro anche con i ragazzi, per me possono anche rimanere tutti, però poi gli spazi diventano sempre meno e se qualcuno di quelli che ha giocato meno soprattutto ha la possibilità di trovare più spazio da un'altra parte per il suo bene, poi dopo per carità io quelli che stanno qui li alleno, non c'è assolutamente nessun problema, ma adesso credo che la cosa importante adesso è che facciano un buon Natale, che siano tranquilli, poi dopo quando ricominceranno le danze noi già il 28 siamo qui ad allenarci e quindi in quei giorni lì faremo il punto della situazione con i ragazzi soprattutto. Fiorenzo, la donna? Sì, una prima mezz'ora difficoltosa dell'Eco dal punto di vista, al di là dell'approccio sulla gara, proprio dell'impostazione che ha avuto la Virtus Verona, che è andata vicina al gol almeno in 2 o 3 occasioni nitide. Poi cosa è cambiato secondo me? No, ma il primo tempo abbiamo fatto al di là delle capacità dell'avversario che poi è andata vicino al gol su calci piazzati, sul calcio d'angolo, su una posizione laterale dove comunque ci abbiamo messo una pezza. Ci hanno messo in difficoltà soprattutto perché noi abbiamo sbagliato tutti i passaggi possibili e immaginabili, quindi quando tu costruisci, ti apri e sbagli sistematicamente l'impostazione, gli altri ti beccano aperti e sei costretto a rincorrere tutte le volte, quindi abbiamo fatto il doppio della fatica, ma per errori nostri, cioè sbagliavamo i passaggi più banali e quando tu sbagli tutti i passaggi diventa difficile costruire, c'è poco da fare, in più loro erano una squadra piuttosto compatta, fisica, dove in area ci hanno permesso poco e noi dovevamo sfruttare gli episodi. Così non è stato e poi dopo nel primo tempo ho semplicemente detto di stare più vicini tutti perché in virtù del fatto che sbagliavamo molto, se fossimo stati più vicini forse avremmo limitato gli errori e così è stato, siamo stati un po' più dentro la partita senza creare chissà quali occasioni, ma allo stesso tempo non abbiamo concesso più nulla, ecco, questa era la prerogativa perché poi ripeto ci siamo messi, cioè, volevamo vincerla però quando ti rendi conto che l'avversario non te lo permette devi essere bravo a non perderla e in questo la squadra è stata matura. Federico, Pozzoni? Sì, mister, archiviata la partita di oggi, a dietro ci sarà la Pergolese che ha un grande rendimento in casa, poi ci sarà Vicenza che conosciamo e poi la Prosesto che è la sorpresa del campionato. Quindi le risposte dal mercato lei se le aspetta nell'immediato o crede che ci sarà da lavorare in maniera più graduale? Io credo, abbiamo anche la Provercelli all'ultima se ti interessa, ma io credo che adesso io onestamente dico la verità, abbiamo fatto una bella cavalcata, sono sincero, e il nostro obiettivo era arrivare qui, abbiamo bisogno di staccare la spina tutti quanti, me compreso, e non mi sento di dire nulla rispetto a quello che sarà, l'ho già detto, se no ripeto le cose che ho detto prima a Mattia, quindi il mercato è in atto. A volte non lo decidiamo soltanto noi, cioè nel senso non è che noi domani ci svegliamo, andiamo al mercato e prendiamo quel giocatore e viene subito qua, magari quel giocatore tentenna, allora magari vai su un altro, allora passa una settimana, passano 2. È chiaro che l'obiettivo nostro è quello di cercare di portare quello che ci serve, di portarlo subito il 2 di gennaio, quello è il nostro obiettivo, non sarà semplice perché comunque i giocatori che sono nelle altre società poi devono sistemare le loro cose come è normale che sia, però ripeto in questo momento non penso a nulla se non a festeggiare il Natale con i miei cari e fare gli auguri a tutti quanti di questo Natale affinché poi dopo quando torneremo che si riapriranno le danze saremo già lì sul pezzo pronti a
a battagliare come abbiamo sempre fatto con i giocatori che abbiamo e con quelli che arriveranno. Altre domande? Davide, Si sente tanto l'assenza di giudici in questa squadra, oggi non c'era. Sai, si dice che di chi non c'è si fa sempre senza, però è chiaro che il capitano è un giocatore importante, ma come ogni volta che manca qualcuno non è che si sente la mancanza, è un peccato che non ci sia, poi credo che chi lo sostituisca o chi l'ha sostituito abbia fatto la sua parte, cioè, oggi ha giocato Lepore al posto di Giudici, ma mi sento di dire che ha fatto la sua parte, è tutto relativo a quello che fa la squadra poi globalmente, no? Se poi tutta la squadra fa male allora non facciamo una bellissima partita, allora uno dice c'era l'assenza di Giudici, in realtà mi viene da pensare che forse anche Giudici oggi magari avrebbe fatto fatica con tutti i suoi compagni che erano in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Quindi sì, si sente la mancanza di chiunque manchi, oggi mancava Giudici, domenica scorsa mancava Ilari, ma fa parte del gioco, cioè, a loro mancava Alfredson che è un giocatore sicuramente importante, quindi dopo alla fine va bene tutto, però non è che, secondo me la Lecco oggi ha meritato il pari, non è che è una partita, secondo me è stata una partita di Cile 0-0, né più né meno, cioè, perché comunque le loro occasioni sono state dei rimpallinare, ha fatto una parata credo Magrati su calcio d'angolo nella situazione in cui ha tirato Danti, poi non è che ha fatto un tiro da tre quarti campo, insomma, non è che si sono presentati davanti al portiere 4 volte, quindi alla fine è uno 0-0 come in questa categoria se ne vedono tanti, lo prendiamo per buono, come ho detto prima, muoviamo la classifica e va bene così. Grazie, buone feste. altre domande? No, la puntualizzazione sempre sull'arbitro, non c'è mai non sono mai uniformi nel giudicare il gioco. Guarda, io non parlo mai degli arbitri, gliel'ho detto a fine partita a lui, ma non è una critica che faccio a lui, perché io non discuto se è fallo o non è fallo, quello che fa lui sta lì per arbitrare, lo fa e a volte può far bene, a volte può far male. La cosa che mi sono permesso di dire a lui è che la Virtus non ci ha mai permesso di ripartire perché ha fatto fallo sistematico, e se tu permetti a una squadra di fare questa cosa vuol dire che noi non giochiamo mai. Per tutta la gara abbiamo subito un fallo in ripartenza e loro si mettevano a posto. In questi casi mi viene da dire che forse se dopo 5 minuti ammoniscono un loro giocatore la smettono di fare quella cosa lì, cioè se tu permetti, quindi non discuto quello che fa, se però permetti agli avversari di fare un tipo di gioco mi viene da dire che non è più calcio. Ma è lampante perché a un certo punto... No, ma non è una critica all'arbitro, perché a me, ripeto, a un certo punto hanno ammonito, non mi ricordo chi era a centrocampo, dopo un minuto ha fatto lo stesso fallo e l'ha lasciata andare, è l'uniformità che manca. Sì, ripeto, secondo me è proprio a volte i direttori di gara dovrebbero rendersi conto di quello che fanno gli avversari. Se l'avversario prepara la gara in quel modo lì non è giusto che gli venga permesso solo questo, perché non è calcio, molto semplicemente quello lì, però ripeto, secondo me in questa categoria, ma noi in Italia abbiamo degli arbitri molto bravi, è una categoria fra i più bravi del mondo, quindi noi ci lamentiamo, ma credetemi, poi quando vedete i mondiali vi rendete conto che poi in realtà i nostri sono sempre i più bravi, quindi vuol dire che abbiamo una scuola importante e che devono continuare così, poi a volte la azzeccano, a volte no, ma non mi sento di criticarli mai, insomma, almeno per quello che mi riguarda. Sì, una partita complicata, si sapeva, si è rivelata come tale, avete rischiato qualcosa i primi 20 minuti, poi però insomma ci avete provato, però non siete quasi mai arrivati al tiro. Cosa non ha funzionato? Se qualcosa non ha funzionato per merito vostro, per demerito vostro o per merito loro? No, sicuramente non è semplice capire dove arriva il loro merito e il nostro demerito. È stata una partita, come detto bene, complicata. Sapevamo insomma che a livello difensivo riempivano l'area con tanti uomini, quindi abbiamo fatto fatica anche sui cross a trovare insomma delle soluzioni, delle buone soluzioni, e dal punto di vista anche del gioco abbiamo fatto qualche uscita a vuoto e quindi questo sicuramente lo analizzeremo con il mister.
e niente, quindi soprattutto nel primo tempo ci è mancato un po' questo, non siamo riusciti a prendere le misure e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Le difficoltà che poi, se andiamo insomma a vedere nel concreto, sono state appunto su quel calcio piazzato, che poi c'è stata una mischia e poi comunque poco altro, però sicuramente dal punto di vista del gioco insomma speravamo di fare una partita totalmente diversa, quello sì. Albino, Borghetti. Sì, Carlo, una delle peculiarità del Lecco è quella di quando riparte di fare dei lanci precisi e di far quindi partire gli attaccanti o i centrocampisti verso l'area avversaria. Oggi si sono visti moltissimi lanci sbagliati, ma addirittura dei passaggi quasi elementari. Sì, 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 è vero, nel senso abbiamo sbagliato molto tecnicamente, abbiamo sbagliato lanci come dicevi bene, ma anche passaggi elementari. Sicuramente non è stata la nostra miglior partita e ne siamo consapevoli, volevamo tutti dar di più e insomma dobbiamo ripartire appunto ancora più forte, perché non siamo assolutamente contenti della partita di oggi, però prendiamo questo punto e guardiamo avanti cercando di fare e di migliorarci sempre di più. Come ho detto, sicuramente questa è una partita che analizzeremo per capire dove si può migliorare. È una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà e quindi ci aiuterà a migliorarci. Matteo, il mercato è sempre la fase più noiosa, tra l'altro quelli di gennaio per un giocatore, soprattutto se potenzialmente può cambiare squadra. Chiaramente si parla da mesi, Lecco, la punta per sostituire Usepa, magari anche solo per 6 mesi, poi sarà la società a dirlo. Come vivete questa fase? Riconoscete anche voi che avete bisogno di una forza in più là davanti? No, ma in realtà ti dico in sincera verità, io penso che gli attaccanti abbiano svolto un lavoro fondamentale per noi, come avevo già detto altre volte. Noi non siamo una squadra che permette all'attaccante di fare gol semplici. Siamo una squadra che comunque ha bisogno di attaccanti che si sbattono, che lottano, che ci aiutino, che attacchino la profondità, quindi non tutti hanno queste caratteristiche a mio modo di vedere. Poi è chiaro che quando capita è giusto anche che insomma possano far gol, però come ho detto, se la squadra è andata così bene fino ad ora è anche e soprattutto perché gli attaccanti davvero hanno fatto un grande lavoro, ecco. A prescindere da quanti gol abbiamo fatto e da chi abbia segnato, anche per dire noi centrocampisti o comunque difensori, dobbiamo essere tutti più coinvolti nella fase offensiva e metterli nelle condizioni migliori per fare gol. Però sappiamo, insomma, le nostre caratteristiche, non è semplice nemmeno per un attaccante giocare sempre con il difensore attaccato o comunque con pochi giocatori che riescono a dargli una mano magari e quindi stanno facendo un grande lavoro secondo me. Giuseppe? Sì, buongiorno, ho visto che soprattutto da parte dell'Eco, in parte anche a Verona, facevate fatica a stare in campo perché scivolate. E la seconda domanda, le squadre così predisposte e chiuse, se il motivo per cui non avete tentato il tiro da fuori, perché non ve lo permettevano? No, è una soluzione sicuramente che si poteva provare, non abbiamo avuto delle occasioni così pulite per provarci, anche io ne ho avuta una, insomma il primo tempo forse avrei dovuto tirare prima e insomma non è andata così bene, ecco, sicuramente era una soluzione che potevamo provare con più volte, ecco. Per quanto riguarda le scivolate, il nostro campo è un po' particolare, nel senso che quando comunque è bagnato con la terra spesso si fa fatica a tenersi in piedi, soprattutto nei movimenti più complicati, nelle sterzate eccetera. Però insomma noi insomma, che lo conosciamo dobbiamo essere pronti a questo, dobbiamo cercare di non scivolare, ecco, questo è sicuramente vero. Chiudiamo con Marcello Pinani. Carlo, contro le grandi di solito in casa avete fatto sempre bene, contro le piccole avete perso, avete pareggiato. C'è un problema diciamo psicologico oppure al di là di oggi perché vabbè. Ma no, io non penso sia psicologico, noi la nostra voglia di vincere c'è sempre a prescindere dall'avversario
Sicuramente dobbiamo capire quando gli avversari hanno determinate caratteristiche o si posizionano in un certo modo nel campo, trovare delle soluzioni alternative. Ecco. Sicuramente a livello di gioco, quando riusciamo ad attaccare in tanti uomini o magari ripartire, ci è più congeniale. Quando troviamo squadre che comunque ci lasciano pochi spazi, dobbiamo essere più bravi nel fraseggiare, nel metterli in difficoltà, nel creare superiorità magari in fascia, per poi attaccare con tanti uomini l'area. E oggi purtroppo non ci è riuscito bene, ma perché abbiamo anche creato pochi presupposti, e quindi insomma ripartiamo da questo pareggio. È ovvio che volevamo vincere, però è un pareggio che ci fa muovere la classifica, non è una sconfitta, quindi guardiamo avanti con fiducia. Allora mister, una Virtus Verona che insomma ha confermato di essere, secondo il mio modestissimo giudizio, una delle squadre più in forma del campionato in questo momento. Sì, anche secondo me. Prima mezz'ora una virgolette simpatica bambola al Lecco, potevate segnare, poi una partita francamente brutta, nel senso molto intensa in campo e molto fisica anche. Allora diciamo che c'è un campo che è molto bello da vedere, impianto bellissimo, storico, fra l'altro eccetera, però continuavano a scivolare i miei, ma anche i ragazzi dell'Eco, visto che scivolavano, perciò mi sembra che non esiste neanche un modo per essere abituati. È un campo, secondo me, che noi ci alleniamo sul sintetico, conosco anch'io doti e difetti, no? Allora diciamo che non ha favorito nessuno, però sicuramente la partita viene un po' più brutta, perché si scivola tanto, magari è piovuto anche così. Il primo tempo noi in una mezz'ora abbiamo avuto 4-5 occasioni, addirittura 4 occasioni in un calcio d'angolo consecutive, 4 tiri, no? Così. Poi è stata una gara equilibrata, è stata una gara, diciamo così, il Lecco è una squadra che sfrutta intelligentemente la ripartenza, nel senso che loro te la mettono lunga, vanno sulla seconda palla, ma lo fanno bene, cioè è un modo che quello lì, diciamo, lo fanno in maniera efficace. Un conto è buttare su la palla a caso, un conto è buttarla su con un disegno ben preciso. Loro hanno dei movimenti codificati e noi avevamo paura che ci sorprendessero, insomma, Buso molto veloce, poi Zampataro anche Pinzauti, insomma era un po', capito, e anche secondo me tanto pericoloso quel ragazzino che è entrato di colore, che il cognome non me lo ricordo. Ecco, anche quello lì tanto pericoloso per conto mio. Perfetto, avete qualche domanda voi? Sì, no, come l'aveva preparata la partita? Un Lecco a un punto dalla vetta? Noi l'abbiamo preparata cercando di non dargli le ripartenze, cercando di stare un po' bassi, che di solito noi ultimamente facevamo anche il 4-3-1-2, abbiamo cercato di stare un po' bassi e in modo da non dare troppo campo alle spalle. Poi avevo fuori un sacco di centrocampisti, è stata la scelta obbligatoria fare il 3-4-1-2 invece che 3-5-2. Però comunque cercare, appunto, perché loro sono molto bravi, insomma, in questo, ripeto, ma ripartenze intelligenti, non robe buttate lì così, insomma. Ecco, abbiamo cercato allora di non dargli campo e di giocarsela, poi se veniva fuori gol, abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio di troppo, secondo me anche. C'è stata anche quella palla che ha dato su Guanito Danti, che era bellissima, lì gli ha rimbalzata un po' addosso, altrimenti poteva essere... Commissario, ma che cosa è successo alla sua Virtus da un 6 o 7 partite a questa parte? Perché oltretutto, mi corregga se sbaglio, 4 vittorie in pareggio fuori casa senza subire gol nelle ultime 5 uscite. Sì. Cioè, non siete la stessa squadra del girone d'andata. Ma noi non abbiamo cambiato tanto, diciamo che c'era entrato qualche giocatore, c'era entrato una linea, che uno importante, e Alfredson secondo me è entrato in piena forma, perché magari all'inizio più di un qualche giocatore nostro, compreso lui, abbiamo pagato un po' la pausa estiva anche, no? E da lì, diciamo così, e poi sinceramente abbiamo avuto anche tanta sfortuna all'inizio per conto mio, ma proprio tanta, perché sbagliamo rigore contro il Salò, ci danno un rigore incredibile contro la Triestina su una palla stoppata di pancia, neanche di petto, rigore, vincevamo, abbiamo perso. Sinceramente la stessa prima partita con l'Eco, non so se vi ricordate, la furbata di Euseppi che ha spinto il nostro giocatore a 2 mani, è stato bravo lui, però insomma, capito? Beh, però il gol, l'1-1 con la fallo di mano di Alfredson equipara sei così, c'hai ragione, io non me lo ricordo sinceramente, però può essere. Alfredson non ha segnato, però ha dato la palla, mi sembra, Danti.
e lui l'ha toccata con la mano. Può darsi allora se è così, ecco. Però in quel momento lì stavamo vincendo, capito? Voglio dire, abbiamo avuto tanti episodi sfavorevoli, poi andiamo, finalmente ci rientra una linea che per noi è molto importante, andiamo a giocare contro il Busto Arsizio di Patria, dopo 20 minuti espulso, mai espulso in vita sua, dopo 20 minuti espulso ci salta altre 2 partite. Poi sul più bello che è guarito prende la polmonite. Cioè voglio dire, abbiamo avuto, ma anche voi, cioè tutti abbiamo avuto delle assenze così. E poi pian pianino, cioè la nostra bravura è stata quella di non perdersi mai d'animo, insomma, di stare sempre tranquilli, anche con i ragazzi, così, insomma, e dai, adesso cerchiamo. Penso che noi ci eravamo dati come obiettivo, quando avevamo 13 partite e 7 punti, di finire a 16, che voleva dire fare 9 punti in 6 partite, che erano tantissimi per come stavamo andando. Invece ne abbiamo fatti 15, perciò insomma siamo sistemati bene. Chi lo vince il campionato secondo lei? Chi va su diretti? Vicenza secondo me. Secondo me Vicenza. Si aspettava di più dal Lecco oggi? No, li conosco bene, è una bella squadra, poi avevano fuori anche Giudici lì che secondo me è un giocatore tanto importante. È una squadra tosta, una squadra pericolosa, una squadra che se tu sbagli qualcosa ti sistemano subito, più o meno me li aspettavo così. Non dimentichiamoci che non è facile per nessuno, mi diceva Di Carlo che il Vicenza, il Pordenone, primo tempo e terzina li ha dominati, vero? Mi ha detto Mimmo Di Carlo, allenatore del Pordenone. Perciò se il Triestina domina in casa del Pordenone, ci sta che il Lecco faccia un po' fatica con noi, no? Non è facile per nessuno, sono tutte gare equilibrate. Quindi sono gli episodi che... Sì. Perché... Sicuramente io Lecco auguro il meglio, ma non possiamo pretendere che Lecco vinca il campionato, secondo me. Lecco deve puntare ad andare ai playoff, per conto mio, ecco. Ieri il Pordenone ha vinto segnando l'1-1 al 90esimo. Cosa? Il Pordenone ieri ha attaccato tutto il Sì. Ha pareggiato al 90esimo e ha vinto al 95. Sì, quello sì. No, ieri è andata bene ieri. Ma Lecco può anche trovarsi primo, ma magari vince anche il campionato, però fa un'impresa, ma non si può pretendere, perché sarebbe un mettere in difficoltà l'allenatore e anche il presidente se io dicessi che Lecco può vincere il campionato. Mister vince il campionato nelle suore. È 90 anni che sono del calcio io. Queste sono cose dette così. Come fa a vincere il campionato? Appunto. Gente che ha speso 10, 8. Esatto. Allora, ma noi possiamo, oggi mancava un giocatore, non avevamo da cambiare. Possiamo comprare un dirigente e comprarti te noi invece che comprare i giocatori. Un dirigente così. Per me costo io. Lo so, facciamo un mutuo, facciamo. Anzi, a Porto Spasso c'è circa 208 mezzi tra carrelli e tutto. Però non c'ho i soldi per mantenere il Lecco. Se no i miei fratelli mi ammazzano. Sono presidente di tutto della società. Io so che sei una persona so che sei una persona di spessore. Complimenti, sì. mi hai bagnato il terreno sotto la porta l'ultima volta, mi hai fatto incazzare, mi hai fatto una pozzanghera. Oh Dio, quella ancora hai combinato bella quella. Ho messo giù un laghetto sotto la porta. Vi lascio, vieni Tommy, grazie. Vieni Tommy. Vi lascio il vostro capitano qua. Grazie, mister. Ex capitano. Ve lo ricordate, giusto? Anche se ricordava del titolo. Fatto un anno. Salve. Marcello. Vabbè, una bella partita da Virtus, ha meritato anche di più, almeno per mezz'ora. Poi forse nel secondo tempo eravate un po' più stanchi, vi siete tirati un po' indietro senza rischiare granché, però c'è stata la differenza, insomma. Si dice anche i primi 20 minuti forse potevamo fare gol, poi dopo insomma credo che il risultato sia giusto, pareggio nel secondo tempo, poi la partita è stata molto equilibrata, forse noi in effetti non avevamo tanti cambi, soprattutto in mezzo al campo, e abbiamo un po' sofferto. Però insomma sapevamo che era un campo difficile, noi siamo in un buon momento e quindi ce la siamo giocata. Forse abbiamo il rammarico che se forse facevamo gol il primo tempo magari potevamo fare qualcosa in più, però credo che poi alla fine il risultato sia giusto. Sì, le sensazioni di essere tornato a giocare, ad allenare, però essere stato dove sei stato per un anno, tra l'altro sembrava un po' il Lecco di oggi, avete vissuto anche quell'anno lì per la prima metà un sogno, eravate. Sì, è stato un anno, per me è stato abbastanza positivo, comunque
avevamo fatto un bel girone di andata, poi dopo ci siamo un po' persi nel ritorno. Ero sinceramente abbastanza emozionato, perché comunque qua ho dei ricordi anche particolari di mia figlia, che comunque ha fatto il primo anno di asilo e insomma per me è stata una piazza, mi è dispiaciuto insomma poi non essere stato riconfermato, però insomma credo che poi alla fine il mio campionato era stato normale, quindi insomma le cose sono andate anche nel senso giusto, però insomma è una piazza che ricordo volentieri, ho dei ricordi positivi.